un montaggio. Sì, proprio intravede la puntina. Qua dietro. Tac. O lì appena più a destra c'è la cima. E qua sono stato oggi con Gianni, che è tutto coperto. Fico. Bomba. In partenza. Tac. Buonasera, ormai giorno 13, 6:30 di sera. Ci avviamo sulla strada che abbiamo fatto ormai 3 giorni fa per il pianoro, l'altopiano. E niente, oggi è giornata intensa, è venuto Gianni a trovarmi, mi ha portato i rifornimenti, il pudding, buonissimo, un po' di tabacco, spettacolo e un po' d'acqua, quindi sempre buona quella. E niente, abbiamo fatto il giretto, c'è Aria Merlone, siamo andati subito a vedere il bivacco, siamo arrivati che non c'era nessuno, e poi siamo andati in cima a Terra Rossa, super figo. Che si vede qua, boom. Qua in montaggio ho fatto 2 notti, super figo. E adesso inizia la stradina, per il primo posto che trovo, mi ci butto, sono proprio cotto. Che ridendo e scherzando, 13-14 km li abbiamo fatti verso quel sentiero, era un continuo a scendere. E niente, la giornata 13 intensa, adesso si riparte e via, sì, poca strada, non penso che andrò lontano, sono cotto, ho anche gli scarponi slacciati. E niente, a Gianni gli ho lasciato a malincuore il caschetto, il kit ferrata, tutte quelle robe lì, che i ramponcini. Ho tenuto solo la piccozza, tanto se incontro ne vai, alto in caso qualche traversata, ma non è che divento matto. Cioè, come dice il boss, bisogna seguire l'idea del viaggio, non fermarsi. Anche prima guardavo la mappa e c'è il Mangart qua, per niente male, però devo andare avanti, quindi domani farò la strada verso le cave del Predil e poi quando trovo il sentiero vado verso Monte Lussari, e poi il giorno dopo scendo giù a Tarvisio, faccio i rifornimenti, vediamo se trovo una lavanderia, che sono ormai in condizioni pietose, e vediamo se riesco. Bomba. È così, veramente dal 13° giorno. Poi sono già i pascoli, le mucche che vagano, e io mi troverò un posto più avanti qua. Oggi è venerdì, quindi potrebbe esserci un po' di traffico stasera, di macchine che salgono, ma comunque domani mi sveglio presto. Vediamo se riesco a partire presto, perché sono sempre sciasciallone. Sono solo svegliato presto in questi giorni, devo solo chiudere lo zaino, andare via con lo zaino leggero, una pacchia. Infatti anche oggi è stato divertentissimo con lo zainetto giallo là dietro, con dentro tutto il necessario, figo, spettacolo.